Venezia si è fermata e il trasporto pubblico è rimasto paralizzato in città, con solo i collegamenti minimi garantiti per legge con le isole che hanno funzionato. Lo sciopero di tutti i settori, pubblico e privato, ha raggiunto punte altissime di adesione. Sul fronte del trasporto pubblico, certamente il tasto più delicato in città, lo sciopero del personale a CTV ha avuto una partecipazione, stando ai dati di oggi pomeriggio alle ore 17, del 72% tra gli addetti alla navigazione e dell'85% nel comparto automobilistico, dati tra i più alti del Veneto. Questi lavoratori che se lo meritano, che sono sempre in prima fila e che in qualche modo hanno dato all'azienda tutto ciò che hanno potuto, facendola un'azienda ricca, prosperosa e in qualche modo dando anche alla città un volto. Domani molti veneziani saranno a Roma per protestare in Piazza della Repubblica. Di un disagio sociale che i lavoratori, i pensionati, i giovani, le donne stanno vivendo in questo momento storico di grande crisi economica. I lavoratori chiedono stabilità sul posto di lavoro, chiedono contratti a tempo indeterminato. I pensionati chiedono pensioni decenti per poter vivere, perché ormai la scelta è o ti riscaldi o ti curi o mangi. Oggi gli scioperanti hanno presidiato nonostante la pioggia in molti davanti a Cafarsetti, ma nessuno li ha ricevuti. Le pensioni sono le più basse d'Europa, gli stipendi sono i più bassi d'Europa,